Davanti a Porto Venere, dalle parti degli allevamenti di cozze, dette muscoli, c'è una barca. Un ladro di molluschi? Cosa volete da noi intanto? Buongiorno a tutti, scusami Stavo rubando le ostriche. Stavamo rubando le ostriche a cosa? Quello del Legambiente qua. Ma è Dario Vergassola, spezzino doc, con i suoi amici. Scusate, intanto cominciamo. Allora sono con Belen struccata, c'ho Corona, c'ho l'Ele Mora e qua il nuovo tronista di amici. Da dove arrivate? Stiamo facendo un servizio utile a tutti i turisti nautici che vengono in questo posto meraviglioso che è il Golfo di Spezia. Allora, da uomo di mare che c'ha la barca, il Golfo di Spezia è un posto meraviglioso, riparato, stupendo, pieno di porticcioli. Non a caso i militari se ne sono impossessati. No, dai, in poche parole. Arriva un tuo amico con la barca. Che itinerario marino consiglia Vergassola nel Golfo di Spezia? Prendi qua, fai. Allora, uno che si becca a Tellaro, Lerici, si fa il giro del Golfo, viene qua, trova Porto Venere, va davanti, c'è la Palmaria, che in parte è rimasta per assurdo selvatica, perché la marina in realtà quando mette le mani su qualche parte non le molla più, però a volte riesce a mantenere alcune cose. Insomma, e poi giri, ti fai tutta l'infilata da dove avete fatto Schiara, Monasteroli fino alle Cinquettare e tutto, è commovente, insomma, io trovo che sia commovente. Dai, il posto più bello dove tu col tuo gozzone vai, ti piace. Qua intorno? Non lo dico, sennò poi ce l'avete tutti. Appunto, dillo, dai. Però io farei tre puntate, farei Pozzale che è molto bello, le Rosse che sono molto belle e andrei a Caneto che è una meraviglia, tanto per fare un po' di sperduti su un'isola deserta. Ma che senti, poi scusa, hai detto tre posti che non abbiamo visto, non potresti dirne qualcuno che abbiamo visto? Allora, facciamo via Roma che c'è un bel bar, c'è cosa, gelateria Cavallotti che dall'altra parte c'è una pizzeria a Rebocco che si chiama Capolinea molto buona, c'è in macchina, parcheggio. Ma sai sentire, tu come hai imparato ad andare in barca? Ho preso mia moglie e mio figlio, l'ho messi sopra, mi ha dato un po' di colpi avanti e indietro con un entrobordo, però piano piano mi ho fatto una casetta, abbiamo imparato. Non ho ancora imparato la cassa d'amante da 8 anni, ma non imparerò mai. Dove c'è la parola amante non ci riesco. Ma chi te l'ha fatto fare di prenderti la barca? No, mi piace tanto. Quando l'ho vista mi sono innamorato. Io ho detto non posso fare a meno di lì. Nel Golfo di Spezia anche i barcaioli per caso trovano il loro habitat ideale. Non mancherò!